Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In Parlamento non entreranno nomi eccellenti. I calabresi si sono affidati a volti nuovi per essere rappresentati a Roma. Intanto il segretario del PD Magorno dice no al governo con i 5 Stelle. 3 mesi fa il deragliamento del treno Cosenza-Paola nella galleria Santo Marco che resta chiusa, i disagi dei pendolari costretti a tempi lunghi d'attesa e percorrenza. È stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Pona l'uomo che ha sparato contro un'abitazione ferendo una donna. Il colpo è esploso da un'arma detenuta illegalmente. Una discarica abusiva è stata sequestrata dai finanzieri a Cosenza, posti sigilli all'area contenente 6,5 tonnellate di pneumatici. 8° congresso del SIULP a Cosenza, la polizia ieri, oggi e domani, l'incontro concluso dal segretario nazionale del sindacato di polizia. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la politica in apertura, in Parlamento non entreranno nomi eccellenti, i calabresi infatti si sono affidati a volti nuovi per essere rappresentati a Roma. Intanto il segretario del PD Magorno dice no al governo con i 5 Stelle. Sentiamolo, Salva Baldino. I calabresi, in linea con il paese armati di matita, nella cabina elettorale hanno deciso di dare fiducia a volti nuovi e bocciare politici di lungo corso. In Parlamento non entreranno nomi eccellenti. È il caso di Giacomo Mancini, il candidato dalla doppia scelta che non andrà né a Roma né a Catanzaro, battuto dalla giovane pentastellata Anna Laura Orrico nel collegio di Cosenza, non approderà nel transatlantico capitolino né nell'astronave Regina perché Fausto Orso Marso, che avrebbe dovuto liberare il posto in riva allo stretto, è rimasto prigioniero dei resti previsti da una legge elettorale davvero complessa. Per il centro-sinistra resteranno a casa Ferdinando Aiello, che da Rifondazione Comunista era approdato al PD di Renzi, e il commissario della Sorica Luigi Incarnato, candidato in un collegio considerato sicuro che era quello di Castrovillari Paola. Fuori dal Parlamento anche Stefania Covello, candidata in Campania e non in Calabria. Nel centrodestra non passano l'esame delle urne Paolo Naccarato, per lui un ritorno a Roma da cittadino visto che vive lì. Fuori anche Andrea Gentile, la sua famiglia tradizionalmente premiata dal consenso elettorale ha dovuto prendere atto del vento cambiato in favore dei 5 Stelle. In queste ore coalizioni, partiti e movimenti cercano di ripartire dopo i risultati delle urne. C'è attesa per quello che succederà per la formazione del nuovo governo. Al momento registriamo la dichiarazione ufficiale di Ernesto Magorno, il neoeletto senatore e segretario del PD calabrese, è perentorio. Non è pensabile un governo con il Movimento 5 Stelle, così scrive su Twitter. Sono passati 3 mesi dal deragliamento del treno Cosenza-Paola, era il 6 dicembre del 2017, la galleria Santo Marco è sotto sequestro e la tratta ferroviaria resta chiusa. Notevoli i disagi per i pendolari. Sentiamo Gianluca Pasqua. La galleria Santo Marco è chiusa dal 6 dicembre, ossia dal deragliamento del convoglio che la stava attraversando, che ha provocato 11 feriti. Da allora enormi disagi per gli utenti. La galleria, inaugurata nel 1987, che consente di percorrere la tratta tra Cosenza e Paola in una ventina di minuti, è sotto sequestro. La procura di Paola vuole fare chiarezza sulle cause del deragliamento del regionale 3742. Il tunnel, lungo più di 15 km, è un'infrastruttura abbastanza datata, che negli anni avrebbe avuto necessità di opere di adeguamento. Oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo. La gente è costretta a raggiungere la stazione di Paola con mezzi propri o con bus sostitutivi. 18 corse, 1 ora e 6 minuti per muoversi tra il capoluogo e la cittadina tirrenica, facendo i conti con 3 impianti semaforici installati sulla statale 107. Fortunatamente il terzo semaforo l'abbiamo trovato subito quasi verde, altrimenti avremmo perduto il treno. Una vergogna, è una vergogna. San Giovanni in Fiore, dunque, un viaggio che è diventato una peripezia? Sì, in un certo senso sì, perché ci sono vari semafori scendendo da Cosenza a Paola, per cui si perde circa un quarto d'ora, 20 minuti, beccando i segnali rossi. Lei avrebbe preso il treno a Cosenza probabilmente? Sarebbe stato molto comodo, sì, perché in 20 minuti saremmo stati qua da Paola a Cosenza, da Cosenza a Paola, e quindi
avremo risparmiato. Il pullman l'ha scartato? Sì, l'ho scartato perché comunque c'era la coincidenza e per non rischiare abbiamo preferito scendere con la macchina. Gli studenti e i lavoratori che viaggiano quotidianamente le categorie più colpite dalla chiusura della galleria. La galleria è un casino perché c'è bisogno di aggiustarla e non si può stare così, perché comunque sono 40 minuti da Castiglione a Paola, cioè non sono, una volta con 10 minuti si arrivava. Lei viaggia spesso? Sì. Io vado a Catania adesso. Ha perso molto tempo? Abbastanza, parecchio, sì. La situazione potrebbe rivelarsi un affare per i tassisti, ma ci dicono che pochi sono disposti a sborsare decine di euro per sfruttare il servizio. L'inchiesta, che vede indagate 3 persone, prosegue e al termine delle indagini si capirà quali saranno gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza all'interno della galleria, che probabilmente non si limiteranno al binario dove si è verificato lo svio, ma saranno più incisivi, colmando alcune lacune presenti nel tunnel. Intanto, all'interno della stazione di Paola c'è una novità. Ricordate l'ascensore perennemente guasto che costringeva i viaggiatori, anche anziani o malati, a gymkhane o sollevamento pesi? Beh, come ci aveva promesso RFI, è stato riparato e oggi funziona perfettamente. Adesso tocca agli altri lavori, magari la prossima volta troveremo anche le scale mobili. C'è una nota del governatore Oliverio che riguarda gli impianti sciistici di Lorica. Ebbene, dice, finalmente si può procedere all'apertura degli impianti. Dopo l'autorizzazione ottenuta per la cabinovia dal Ministero e dall'Ustif lo scorso 27 febbraio, prosegue Oliverio, oggi l'Ustif ha autorizzato anche la seggiovia e lo ski lift. Restano solo da perfezionare gli atti per consentire la gestione degli impianti con la conseguente apertura al pubblico che presumibilmente avverrà domenica prossima. È stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Pona nel Vibonese l'uomo che ha sparato contro un'abitazione ferendo una donna. Il colpo è esploso da un'arma detenuta illegalmente. Operazione Lampo dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno subito individuato e denunciato l'autore di un episodio inquietante che aveva destato non poco scalpore e che si era verificato ieri a San Gregorio di Pona all'ora di pranzo, quando 2 colpi di pistola erano stati sparati contro il portone d'ingresso di una casa in via Scesa di San Nicola, addirittura nei pressi della caserma dei carabinieri non lontano da una chiesa, ed uno dei 2 proiettili aveva rotto il vetro del portone colpendo alla caviglia una donna di 66 anni, provocandole la frattura del malleolo. I militari, dopo le prime indagini, hanno focalizzato l'attenzione su Francesco Gasparro, di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato individuato mentre era alla guida del suo trattore e trovato in possesso di una pistola a tamburo clandestina calibro 357 Magnum con 12 colpi. Gasparro è stato così arrestato per il possesso dell'arma. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'uomo avrebbe tentato un'estorsione ai danni del genero della donna ferita e dal suo rifiuto avrebbe reagito aprendo il fuoco contro l'abitazione. Una volta verificati i riscontri alla ricostruzione investigativa, Gasparro è stato segnalato all'autorità giudiziaria sebbene in stato di libertà. Una discarica abusiva è stata sequestrata dai finanzieri nel Cosentino, posti sigilli all'area contenente 6,5 tonnellate di pneumatici. Una montagna di pneumatici usati scoperta dai finanzieri in un terreno situato in un comune montano del Cosentino, una discarica abusiva con oltre 6,5 tonnellate di rifiuti speciali. Le attività investigative effettuate dai finanzieri della Compagnia di Paola dopo la scoperta hanno consentito di individuare i responsabili della raccolta, del trasporto e del deposito illecito di rifiuti. L'area è stata immediatamente posta sotto sequestro e i responsabili delle violazioni contestate sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il terreno di deposito dei rifiuti è risultato di proprietà di un agricoltore tenuto, insieme ad un altro utilizzatore dello stesso, ad effettuare le operazioni di rimozione, di recupero, smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. L'attività illecita accertata dalla Fiamme Gialle Cosentine non solo è particolarmente pericolosa per l'ambiente e la natura, poiché gli pneumatici abbandonati possono contaminare il terreno e inquinare l'aria in caso di incendio, essendo composti da zinco, zolfo e piombo, nonché sporchi di grasso, ma crea anche un doppio danno ai cittadini, in quanto il consumatore da un lato, all'atto dell'acquisto di pneumatici nuovi, paga i costi di gestione per quelli arrivati a fine vita, nel prezzo è compresa la quota di smaltimento, e dall'altro paga il costo ambientale che deriva dall'abbandono.
Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Avevano in macchina oltre 220 litri di gasolio rubato. I carabinieri di Corigliano Calabro hanno denunciato 3 rumeni per il reato di ricettazione in concorso. Nel bagagliaio della vettura i militari hanno rinvenuto 10 bidoni da 10 e 20 litri pieni fino al bordo di gasolio agricolo e un tubo in gomma utilizzato dai 3 per sottrarre la nafta. Il furto era avvenuto poche ore prima a San Giorgio Albanese presso un'azienda edile. Una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile collegato a un accendino è stata trovata appesa sul cancello d'ingresso di un'impresa di lavorazione legno a Petilia Policastro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare autori e movente dell'intimidazione. Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, controlli a tappeto sulla costa tirrenica cosentina. I carabinieri della Compagnia di Paola e personale della Polizia di Stato del locale commissariato nel corso di distinte operazioni hanno complessivamente tratto in arresto 7 persone accusate di differenti episodi di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrati in totale 150 piante di marijuana in fase di coltivazione, 8,5 kg di sostanza stupefacente già essiccata, 30 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish. Le analisi condotte dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti dell'Arma dei Carabinieri hanno permesso di accertare che dall'ingente quantitativo di droga sequestrata avrebbe potuto essere ricavato circa 33.000 dosi da destinare alla vendita al dettaglio. Dopo essersi avvicinata a 2 quindicenni si è denudato tentando di afferrare una delle due da un braccio. È accaduto il 26 gennaio scorso in pieno centro a Cosenza. Le due giovani denunciarono l'accaduto ai carabinieri e oggi i militari hanno arrestato il presunto autore. Si tratta di un 53enne accusato adesso di violenza sessuale e di atti osceni in luogo pubblico. A Gioia Tauro adesso, dove il commissario dell'Autority Agostinelli bacchetta il terminalista MCT. Nuova bacchettata dell'autorità portuale nei confronti di MCT, la società concessionaria che gestisce le attività nello scalo di Gioia Tauro. L'Autority ha sollecitato MedCenter Container Terminal alla trasmissione completa della documentazione richiesta per poter compiutamente dar corso all'attività di verifica avviata dall'ente per una valutazione della capacità societaria di far fronte ai più volte annunciati investimenti per il rilancio del terminal. A parlare il commissario dell'Autority portuale gioiese Andrea Agostinelli, che aggiunge che ad oggi non sono stati mai documentati e avvalorati da piani di impresa concreti, finalmente coerenti con gli ingentissimi interventi infrastrutturali avvenuti in quest'area. Allo stato la società, afferma ancora Agostinelli, che pur ha fatto pervenire il 22 febbraio una mera comunicazione recante dichiarazioni di intenti, non ha inteso offrire rigoroso riscontro a quanto richiesto dall'ente portuale. Attesa la drammaticità della reale situazione che sta vivendo lo scalo gioiese, con l'assunzione delle conseguenti delicate responsabilità, ha ritenuto non altrimenti esauriente il riscontro fornito, che si è ridotto ad una mera enunciazione da parte della società concessionaria della volontà di effettuare investimenti senza l'imprescindibile pianificazione progettuale di quanto richiesto dall'autorità portuale. Il commissario dell'Autority è veramente arrabbiato e aggiunge che ancora si aspetta da MCT il puntuale stato degli investimenti effettuati. Unitamente evidenzia alla produzione di un dettagliato cronoprogramma degli investimenti da effettuare in coerenza con le previsioni contabili societarie, avvalorato da atti e documenti attestanti in modo incontrovertibile gli impegni assunti dal management societario in questa direzione. Una frana minaccia il centro storico di Oriolo, il sopralluogo della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali. La situazione del centro storico di Oriolo nel Cosentino è complessa e delicata, lo conferma la protezione civile regionale dopo il sopralluogo effettuato insieme ai tecnici del comune. Il movimento franoso, lento ma inesorabile, va fermato, necessitano interventi urgenti. Provvederemo a dare priorità massima ovviamente per questo intervento, perché vengono coinvolte sia abitazioni, quindi sia un centro abitato, che anche beni monumentali, perché diciamo la strada di accesso al castello di Oriolo è coinvolta nel movimento franoso, quindi
diciamo che l'intervento ha tutti i criteri per avere priorità massima. Attualmente sono in corso indagini geofisiche e georadar per stabilire l'esatta entità dei danni. È stata evacuata un'unica casa dove c'è stato uno sprofondamento significativo, ripeto, e delle lesioni sui muri portanti. Il resto delle abitazioni non sono sgomberate, la strada di accesso al castello al momento è percorribile per quanto sia transennata per una sua parte e il fenomeno viene tenuto, diciamo, monitorato e tenuto sotto controllo. Attualmente dovesse aggravarsi si adotteranno misure un po' più severe. Quali interventi dovranno essere adottati? Gli interventi presunti sono sia di difesa, diciamo, attiva, quindi di muri e paratie lungo il versante, ma anche di eliminazione appunto delle cause e quindi di drenaggi a monte per evitare che le acque vadano a interessare questo versante. Però sono tutte cose che si potranno dire solo dopo aver ricostruito bene il modello geologico. Normalmente sono investimenti abbastanza ingenti, quindi al momento non si possono fare valutazioni, ma sicuramente va previsto uno stanziamento notevole. Oriolo in questi giorni di grande preoccupazione ricorda gli inizi del secolo breve, 2 le date impresse nella memoria collettiva, il 1929 e il 1936, anni di case lesionate e abbandonate a causa delle frane, il passato che torna e fa ancora paura. 8° congresso del SIULP a Cosenza, la polizia ieri, oggi e domani, l'incontro concluso dal segretario nazionale del sindacato di polizia. Villa Rendano di Cosenza, sede della Fondazione Attilio e Elena Giuliani, è stata la location prescelta per l'8° congresso SIULP. Il tema, la polizia di ieri, oggi e domani, un percorso di democrazia, libertà e legalità, è stato declinato in tutte le sue sfaccettature da autorevoli relatori, tra cui il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao. Oggi le forze dell'ordine si trovano di fronte ad un attacco violento, non soltanto verbalmente, in molti casi anche purtroppo fisicamente, ed è questo che dà il senso della perdita di fiducia nelle istituzioni. Bene, noi dobbiamo ritrovare questo, ma dobbiamo nello stesso tempo avere l'aiuto dei cittadini, e quando dico l'aiuto dei cittadini mi riferisco a tutti, ognuno nel proprio ruolo, così come anche i sindaci, gli amministratori locali, tutti noi che siamo uomini delle istituzioni, al fianco dei cittadini, per essere tutti insieme al fianco delle forze dell'ordine. Al termine degli interventi, le conclusioni sono state affidate al segretario nazionale del SIULP, che ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di un dialogo più stretto e costruttivo con le forze di governo. Se noi volessimo raccogliere solo una parte di tutto quello che ci è stato promesso in campagna elettorale, dove si è parlato solo di sicurezza e di nessun problema reale del Paese, non ci basterebbero i prossimi 30 anni per raccogliere. Poiché purtroppo siamo vecchi e oramai abituati poi a caricarci sulle spalle il peso anche della irresponsabilità politica, perlomeno di certa politica, che scade nel populismo e soprattutto nell'imbarbarimento del populismo, dimenticando che poi i fenomeni che si creano bisognerà gestirli. Questa fabbrica di costruzione delle paure, in un momento in cui abbiamo i reati che scendono ovunque, abbiamo il massimo del gradimento dei cittadini italiani nelle forze di polizia, all'87%, comunque si è usata la sicurezza. Ecco, noi al governo chiediamo programmazione, serietà e soprattutto disponibilità a confrontarsi chi la sicurezza la fa veramente. In questo Paese, purtroppo, abbiamo perso il conto dei pacchetti di sicurezza. Ogni volta che c'è un allarme sociale, il governo mette fuori un pacchetto sicurezza, che è l'ennesimo e che dice esattamente il contrario di quello che ha detto in quello precedente. Ecco, si confrontassero con noi, forse ne facciamo uno di pacchetto di sicurezza, ma lo facciamo bene. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, sconfitta e polemiche per il Cosenza nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia di Serie C. DS e allenatore puntano il dito sull'arbitraggio e sulle 2 espulsioni che hanno costretto i rossoblù a chiudere la sfida con la Viterbese in 9 uomini. Sentiamo Anna Franchino. Viterbese Cosenza lascia uno strascico di polemiche non solo per il risultato del campo, viziato oltre che dalle disattenzioni dei rossoblù, anche dalle decisioni del direttore di gara,
contestate da direttore sportivo e allenatore Silani, ma anche per lo scambio di battute al vetriolo fra il presidente laziale Camilli e il tecnico Braia, che preannunciano una gara di ritorno mercoledì prossimo ad alta tensione. Iniziamo dall'arbitro, il signor Proietti di Terni, che in passato aveva arbitrato il Cosenza nella sfida con il Lecce, annullando il 2-0 dei rossoblù, mentre la palla scagliata da Gambino stava per entrare in rete. Ma mettendo da parte i trascorsi e il direttore di gara, per molti addetti ai lavori il rosso diretto a Mungo, dopo pochissimi minuti di gioco, è apparso un po' frettoloso. Ma andiamo con ordine. Il Cosenza parte subito forte, spingendosi in avanti alla ricerca del vantaggio. Dopo soli 7 minuti però la doccia fredda, un disimpegno sbagliato da Sommer sul retropassaggio di Pascali ha spianato la strada ai laziali e tirano un sospiro di sollievo quando il signor Proietti manda sotto la doccia anzitempo il centrocampista calabrese. I lupi provano a reagire con Tutino al 15°, grandissima occasione, colpisce d'esterno ma l'estremo Pini intuisce la traiettoria. La viterbese allora spinge sull'acceleratore e al 33° si materializza il raddoppio. Colpo di testa di Jefferson e palla in rete. Cosenza alle corde? Ma che, prima del riposo i rossoblù accorciano le distanze con Bruccini. Azione personale di Calamai, l'attaccante arriva al rimorchio e spedisce in fondo al sacco. Un minuto dopo Calamai ha l'occasione per pareggiare ma perde il passo e non riesce a spedire in porta. Nella ripresa la squadra di Braia cerca di pareggiare i conti, ma il rosso diretto nei confronti di Loviso per un fallo apparso inesistente al limite su Sané spegne le speranze di riacciuffare il risultato, che anzi diventa più cospicuo in zona Cesarini quando l'arbitro assegna il tiro dal dischetto per i padroni di casa. De Sosa non sbaglia e allo stadio Rocchi la semifinale di andata se la giudicano i laziali. Il Cosenza recrimina soprattutto per le 2 espulsioni, ma non c'è tempo per i rimpianti, bisogna rimboccarsi le maniche in vista del ritorno, ma anche degli impegni in campionato. Servirà tanta rabbia e concentrazione per rimettersi in corsa e cercare mercoledì di staccare il biglietto per la finalissima. Torna anche quest'anno sull'altopiano silano la manifestazione sportiva di Sleigh Dog, la corsa con i cani da slitta. Straordinari cani da slitta guidati da mashers riconosciuti a livello internazionale attraverseranno l'altopiano silano. Torna infatti anche quest'anno Dogs on the Snow. L'appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 marzo. Anche quest'anno ad ospitare la manifestazione il Parco Nazionale della Sila. La Calabria ormai da diversi anni, come i paesi nordici, ha la sua gara di Sleigh Dog. Un appuntamento molto atteso, un evento che richiama numerosi turisti appassionati di cani e natura. Negli anni in Sila lo Sleigh Dog ha riscontrato un notevole successo, coinvolgendo non solo gli appassionati calabresi ma anche campioni e professionisti internazionali. I mashers provengono da tutta Italia e portano con sé la loro muta di cani e anche quest'anno parteciperà Giampiero Sabella, plurititolato campione italiano ed europeo di corsa con i cani da slitta, che si allena con i suoi magnifici Siberian Husky verso il centro sci di fondo Carlo Magno. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Siamo in attesa di un'ulteriore perturbazione atlantica che con la solita traiettoria attraverso il Mediterraneo occidentale punterà verso la nostra penisola attraverso il Mar Tirreno. Sulla Calabria risentiremo dei suoi effetti dalla seconda parte di mercoledì. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani avremo residuo di instabilità tra la notte e il mattino sui versanti tirrenici con piogge sparse e nevicate sopra i 1100-1200 metri, sui principali rilievi della regione. Poco o parzialmente nuvoloso, senza fenomeni significativi sui versanti ionici. Nel corso della giornata graduale attenuazione dei fenomeni ovunque ed ampie schiarite che faranno spazio al miglioramento. Temperatura stazionaria o un ulteriore lieve calo. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani ancora venti moderati occidentali con locali rinforzi sul Golfo di Corigliano e Golfo di Squillace, con mare agitato il Tirreno tendente a molto mosso, mosso lo Ionio tendente a poco mosso sul settore reggino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.